Stava tornando a casa dopo il turno di lavoro in un bar di Eraclea Mare il 28enne che ha riportato ferite profonde dopo lo scontro e la caduta con un portabici lasciato abbandonato nel mezzo della strada e lanciato poco prima da un ragazzo di origine tunisina che vive nelle case Ater vicino a Via Bellini. A raccontare il fatto la zia del 28enne che prende voce con i residenti della zona per denunciare una situazione arrivata ormai ai limiti del sostenibile. Litigando con la sorella, che è sempre che litiga questo qua con tutti quanti perché non è tanto a posto, ha dei problemi, ha scavalcato questo portabiciclette verso la macchina della sorella. Mio nipote, naturalmente rientrando al buio, camminando, non si è accorto, era inciampato e si è lesionato anche con punti. Ma è una situazione molto brutta qui a Musile, cioè non ce la facciamo più. Non la prima volta, infatti, che il giovane di origine tunisina mette in atto comportamenti che spaventano e allarmano i residenti. Liti con la sorella, urla nel pieno della notte, minaccia i residenti che provano a calmarlo nei momenti in cui va più in escandescenza. La gente ha paura, quindi non chiama neanche più i carabinieri perché non vengono neanche più giù e guardavano ma non potevano fare niente perché hanno paura, hanno il terrore che poi se vengono chiamati i carabinieri lui faccia del male anche a loro. Sono degli appartamenti dove ci sono anche degli anziani che hanno paura. Il sentimento è quello di un abbandono da parte delle istituzioni di situazioni che richiederebbero, a detta dei cittadini, un intervento e un aiuto decisi.